Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di un nuovo gameplay di Magic the Gathering Dials of Planeswalker 2013. Ci ritroviamo nuovamente in una partita multiplayer in compagnia del nostro Warlock. Guardatelo un po' in alto a destra con ben 57 carte nel suo grimorio. A quanto pare ha schierato lo stesso mazzo che utilizza il nostro Sebulb, ovvero il mazzo morte, il mazzo oscurità. E l'ho capito appena adesso dalla terra base che ha appena posizionato, ovvero la sua palude. Ah, a quanto pare il nostro amico detiene un mazzo doppio, ovvero un mazzo con due colori differenti, ovvero il colore bianco e il colore nero, appartenenti quindi alla vita e alla morte. Guardate un po' questo contrasto che figo. Ed ha appena evocato un mostro, vediamo un po', anima tormentata, che praticamente ha 2 di attacco e 2 di difesa e non può essere bloccata e ovviamente non può bloccare. Il nostro Sepulcro inizia male la sua partita, quindi un po' in salita, con 18 punti disponibili. Allora, vediamo un po' adesso come contrattaccare. Evochiamo una seconda palude e soprattutto posizioniamo il medaglione dell'Ambra Nera, in modo tale da ridurre il costo del mana per ogni carta giocabile. Allora, vi ricordo che ho un po' sezionato il mazzo, quindi nel mazzo oscurità sono riuscito a raggiungere un numero di carte adeguate per pescare quindi la quantità giusta di carte, quindi utilizzabile. Vediamo un po', continua con questo dannato mostro, vediamo che cosa fa. Lo scudiero di Akrahasa è un esaltato, bene, praticamente detiene uno di attacco e uno di difesa. Però, vediamo un po', continua ad infliggere due danni al nostro caro Sepulma, probabilmente perché detiene questo fantastico simbolo. Vediamo un po', diamo un'occhiata. Imbloccabile, questo è il simbolo dell'imbloccabile, ovvero l'effetto che abbiamo appena letto prima. Allora, però adesso possiamo terminare un po' questa sorta di sottomissione al nostro avversario con delle semplici mosse. Vediamo un po', abbiamo lo spettro di Liliana e addirittura Liliana. Guardate un po' che figa Liliana, guardatela che è forte, è un'ombra addirittura Liliana, invece questo è lo spettro. Ok, vediamo un po'. Io direi di non utilizzare né Viviana, scusate, né Liliana che lo spettro, ma invece il pipistrello cacciasangue con 2 di difesa e 2 di attacco, e addirittura con l'abilità volare, possiamo posizionarlo sul nostro campo di battaglia, soprattutto per utilizzare il suo fantastico effetto. Ovvero, quando entra nel campo di battaglia, un giocatore perde 2 punti di vita e noi ne guadagniamo 2. Praticamente abbiamo annullato un attacco avversario. In questi ultimi giorni ragazzi non sono riuscito a caricare gameplay per quanto riguarda Max Payne 3, ma soprattutto anche Shogun e anche Magic stesso, per diversi problemi tecnici, soprattutto alla connessione internet che non c'è stata in queste ultime ore, e quindi mi sono ritrovato un po' alla sprovvista. Allora, vediamo un po' che cosa farà adesso. Con 2 di attacco il nostro amico ci infliggerà ovviamente del danno perché non può essere bloccato, appena adesso me lo sono ricordato, e quindi continuiamo con questa sorta di sottomissione al nostro avversario. A quanto pare sono riuscito a risolvere il problema. Beh, più che io, la connessione è stata ristabilita, quindi può andare tutto per il meglio. Speriamo che continui così. Allora, vediamo un po' cosa fare. Possiamo utilizzare lo spettro di Liliana per attaccare il nostro avversario, ma soprattutto per fargli scartare una bella carta, e soprattutto la scarteremo anche noi, e quella che scarteremo probabilmente sarà la nostra ombra di Liliana. Vediamo un po'. Una carta avversaria. Probabilmente ha scartato una palude, ottimo. Possiamo attaccare immediatamente scusate, i punti vita avversari. È una carta che mi piace tantissimo di questo mazzo oscurità, che può essere un po' monotono, però ogni partita ha la sua storia ragazzi, quindi anche giocare diverse partite con lo stesso mazzo non è noioso, almeno io la penso così. Vediamo un po' un'altra carta che abbiamo pescato, l'esecuzione pubblica. Guardate i cittadini come sono felici dell'esecuzione. È un'istantanea, ovvero può essere utilizzata anche nel turno avversario. Vediamo, può distruggere una creatura bersaglio e oltretutto ogni altra creatura praticamente riceve meno 2 di attacco. Non possiamo bloccarlo, quest'anima tormentata mi sta tormentando davvero. Guardate un po', ci ha eliminato 6 punti solo lei, dannazione. Allora, ecco un'altra palude, benissimo. Io direi ragazzi vediamo un po' il ragazzone del mazzo morte, quindi possiamo utilizzare innanzitutto il nostro omicidio per buttare fuori il luogo, quindi questo dannato mostro che può rompere un po' le scatole, quindi mandiamolo al cimitero. Abbiamo un'altra riserva che nel caso uscisse qualche altro mostro più potente. Utilizziamo adesso Liliana e la sua ombra, benissimo cara mia Liliana. Ha l'abilità, dimenticavo, di pescare una carta terra base dal nostro grimorio, farla vedere all'avversario e posizionarla nella nostra mano. E adesso possiamo attaccare con queste 2 bellissime carte volare. 4 punti di danno, arriverà a 12, ottimo il nostro Warlock Master of the Arcane. Spero ragazzi quindi in queste prossime ore di recuperare il ritardo che ho
purtroppo avuto in queste ultime 72 ore con questi problemi alla DSL, però a quanto pare sono riuscito a caricare Max Payne 3 ed era un po' che non riusciva a caricarlo, e adesso questa partita sta andando fluidissima, quindi a quanto pare non ci sono problemi di connessione. Ottimo, proviamo a bloccare il timer, vediamo se possiamo utilizzare l'effetto di Liliana. No, non abbiamo terre utili per adesso, quindi possiamo solo subire il nostro danno. Saltiamo il blocco, ovviamente Liliana non deve finire al cimitero, la nostra cara ragazzona. Benissimo, 2 punti di danno. Vediamo un po', speriamo di pescare qualche altro mostriciattolo, ragazzi. Vediamo un po'. A quanto pare no. I tentacoli della corruzione infliggono X danni a una creatura bersaglio e tu guadagni X punti vita, dove X è pari al numero di paludi che controlli. Wow, mi sembra un sistema di secondo grado, ragazzi. No, ragazzi, ancora non la utilizzerò questa carta, però adesso mi riserverò le carte di mana soprattutto per intercettare questo dannato mostro. Così, quando noi nel prossimo turno attiveremo l'abilità A fino alla fine del turno, verranno distrutti entrambi, e con l'abilità resuscitare creerò quindi una sorta di difesa nel mio campo di battaglia. Diamo un'occhiata al cimitero nemico. L'anima tormentata non può bloccare, benissimo, possiamo anche resuscitarla con la nostra carta, però io direi di continuare così con un bell'attacco. Quindi la carta con l'ombra di Liliana rimarrà stappata, mentre le altre verranno tappate. Quindi attacchiamo, 4 punti di danno, il nostro amico arriverà a 8, benissimo. Una partita abbastanza intrigante, mi era venuta una certa voglia di effettuare una bella partitina di Magic, e a quanto pare eccoci serviti. Ho detto ma sì, registriamola, anche se andrà male, non importa, tanto l'importante è divertirsi. 51 carte nel deck dell'avversario, anche lui non scherza con le tattiche deck, ma vediamo un po'. Un Gargoyle della luce nera, volare, e quindi può svolazzare, può colpire i nostri piccoli mostriciattoli, e praticamente prende più 2, meno 1 fino alla fine del turno. Ecco come mi aspettavo. Utilizziamo quindi l'effetto della nostra carta dannazione, vediamo se possiamo utilizzarlo. Eccolo qui. Quante volte vorreste possiamo attivarla anche diverse volte secondo il numero di mana da utilizzare. Bene, utilizziamola 3 volte, quindi adesso lo attaccheremo. Oh, dannazione, non mi piace questa carta. Vediamo che cosa fa. Ecco l'ombra di Liliana che viene distrutta, ragazzi. Potevo utilizzare, vediamo se possiamo farla ancora. Non mi dire che possiamo farla ancora. E vai. A questo punto utilizziamo anche le ultime 2 carte le ultime 2 paludi, e intercettiamo il nostro avversario. Vediamo se possiamo bloccarlo. Continuiamo. Vediamo un po'. Blocca, ottimo. Dai, 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 ombra. No, 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 no. Ma perché non l'abbiamo bloccato? Dannazione. Ho sbagliato, ragazzi, mi sono un po' bloccato con le carte. E vabbè, vedremo di farlo nel turno successivo. Allora, mettiamo un'altra palude nel terreno, e adesso utilizzeremo il nostro tentacolo della corruzione, soprattutto per buttare fuori terreno questo maledetto mostro. Allora, vediamo quanti punti di mana servono. Allora, 4 punti di mana e lo mandiamo fuori a questo maledetto. Però io direi intanto di dare un po' di vita alla nostra Liliana. Eccola qui, facendogli guadagnare almeno 3 punti, in modo tale da spiazzare il nostro avversario. Allora, innanzitutto, vediamo, dobbiamo attaccare con tutto quello che abbiamo, ma soprattutto buttargli fuori gioco questo mostro. Allora, lo faremo nel prossimo turno. Ecco i tentacoli della corruzione che manderanno fuori campo questo mostro. Ottimo. E guadagneremo soprattutto di punti vita. Liliana prenderà un altro bel punto, in modo tale da effettuare un attacco concreto e deciso ai punti vita avversari. Bene, eccoci qui, avanti, attacchiamo con tutto quello che abbiamo, e probabilmente abbiamo vinto, se la memoria non mi inganna, soprattutto se la matematica non è un'opinione. Abbiamo inflitto 8 punti di danno al nostro avversario, e quindi l'abbiamo ridotto a 0 punti. Una fantastica partita vinta dal nostro fantastico Edward, con qualche piccolo erroruccio, però siamo riusciti a ottenere una fantastica vittoria. Spero all'interno del prossimo gameplay di far vedere la Malavita Goblin, ovvero questo nuovo mazzo, soprattutto se avrò voglia di lasciare il mazzo oscurità. Innanzitutto andiamo a spulciare un po' nella gestione delle carte per vedere se abbiamo sbloccato una nuova carta, anzi probabilmente l'abbiamo fatto, però voglio vedere appunto qual è una carta sbloccata. Vediamo qual è. Andiamo, guardate quante sono queste carte nel nostro deck. Ultimo bacio. Ma dov'è la nostra carta? Vediamo. Probabilmente eccola qui. Demone delle rune. Volare. Quando il demone delle rune entra nel campo di battaglia, passa in rassegna il tuo grimorio per una carta qualsiasi, aggiungi la tua mano e poi ripescola. Sia di attacco e sia di difesa, abbastanza utile il nostro caro mostro. Ci tornerà utile nei prossimi gameplay. Spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, votate e commentate. Ciao a tutti, ragazzi.